Eccomi, Concetta Manola, preside dell'Istituto Comprensivo San Giorgio, il grande giorno è arrivato. Ci troviamo al Salone Papotto di Via Azzurria, per la qual cosa ringraziamo l'amministrazione comunale per aver dato l'opportunità all'Istituto Comprensivo San Giorgio e quindi ai nostri alunni delle classi terze e ai loro docenti di poter assistere alla performance di Cinzia Caminiti Nicotra, Libere donne contro la mafia. A conclusione di un iter che devo dire ha assunto delle tinte molto forti, intense e indimenticabili a mio avviso, per noi e per i nostri ragazzi. Due incontri, dibattito, hanno contrassegnato un po' la propedeuticità di questa giornata perché i ragazzi hanno avuto modo di ascoltare e di essere sensibilizzati sul fatto mafia, sul fatto piaga sociale, sul fatto piaga della nostra storia che tuttora esiste e che non viene del tutto sgominata, ma sicuramente su questo aspetto, su questa valutazione non bisogna mai arrendersi, cosa per cui la scuola ha il dovere morale, quindi noi eccoci qua a farlo con i nostri ragazzi per far capire loro che si può cambiare, si può essere cosa diversa, si può dare un taglio diverso all'esistenza, alla nostra scelta, alle nostre relazioni e alla nostra prospettiva futura. I ragazzi sono stati messi a confronto anche con Luana Ilardo, che è figlia di Luigi Ilardo, che ha raccontato se stessa come ragazzina che è vissuta in un contesto mafioso e nel momento in cui il padre decide proprio di collaborare con lo Stato viene ucciso, per cui lei incamera questa eredità e percepisce la necessità di portare avanti la sua testimonianza. Noi siamo qui, oggi assisteremo allo spettacolo, i nostri alunni sono qui e io sono molto contenta da dirigente, da docente, da persona di scuola di avere fatto insieme ai docenti e a tutto il nostro collegio la scelta giusta. Buona sensibilizzazione a tutti e grazie.